fatto parte carne Sì? e parte grana. Mamma signora, io scusi come le carità. Come, vergognate perché Come faccio mica tutte queste robe qua in cucina? Ma non sei, io che dovevo ogni tanto dare la squadra, magari ogni 15 giorni. a mica sono un metro? Mica sono un metro di scuola. Un metro cubico, si presenta un metro. Zitto, stai! Che verità, che spellucera! Che spellucera, che era possibile! Stare le robe personali. Che spellucera, si chiude nella giusta, la bibita, altro che... Ma se stare le robe personali non sarai mai nominare. Io che era io mi occupo della sala, capito? Della sala dell'equipaggiamento, capito? Devo ordinare la verdura, il cibo, il pesce. La pastiglia è tutto, ma che ti ho detto l'altro giorno quando ho il baccalà quello buono. Adesso fanno anche in Veneto, soprattutto capito, è il baccalà quello buono. Qual è il baccalà quello buono? Ma come il baccalà? Fammelo vedere. Questo qua? È l'Elena Granzella questo. Del Baltico. Questa è l'Elena Granzella del Baltico, se volete sapere, signori. Documentatevi, National Geographic. E ora ho preso un graffio. Lei che mi congratuli per questa. Questa è veramente decorato che è una sorpolina. Dopo te passa sull'olio, no? Un po' di aglio, la scottadina ti appena. Ma dite se avessi uno che vede il tipo della cucina e va una puntata di mano piazza, 6, 8, 10, 20, 30 portate, ma la gente si stanca di mangiare. I commensali devono essere felici, ma che ma devi dare un bel. Allora, io penso una cosa, scusatemi, e poi voi datemene atto per favore. Quando che si presenta un commensale, pare un bel bis, ma fatto bene. Non è la roba migliore del suo mondo, sì o no? Sì! Ecco, bravi, dite che di sì, guardate. Guarda che lavori, ragazzi! Io vado al primo! Se a me pure il caso poi venire via tutto qua, che chiudiamo qua, abbiamo già chiuso, stai tranquilli con tutto qua. Stai tranquilli, guarda, faccio chiudere! Mola! 1, 2, 3, tac! Le slimico come la rana! Pensa a partire da marmelotto! Un metro col cucchiaio sul taschino, non ho mai visto cosa fa quel cucchiaio sul taschino. Cosa dite? La cazzolata pure. Ho visto come sul cameriere col cucchiaio sul taschino. Dico, cosa ha fatto quel cucchiaio? Cosa faccio con quel mamma qui? Un po' di studio, l'ha fatto a scuola sì o no? Del chef, o no? Perché sei un chef. Allora, i cucchiai lo sanno tutti questi, i nostri colleghi. Adesso voglio sapere a cosa serve quel cucchiaio, dai. Questo qua, quando io non so, devo servire il consumé, del brodo, roba liquida, cose liquide, roba liquida, cose liquide. Metti caso che c'è qualche impurità, no? Mettiamo che siano tutte cose ottime, buone, magari. Imperfezioni di verdura. Imperfezioni di verdura, magari una cugliolina, che ne so, di sedano, di qualcosina, io prendo, prima di servire, prendo, signore, da qui il parte e poi servo il piatto. Giusto? Così È così che funziona, è così che funziona. Guarda che c'è uno spago che c'è uno spago che sapete un spago da dove? Io dentro lo spago, che spago che in giro. Ma io guarda, sta faccia di grandi robe questo qua, guarda. Ma scusa, ma un po' di applicazione tecnica sul lavoro, no? Studio del tempi e metodi. L'hai fatto questa cosa qua? Ma cosa hai studiato? Ma è tutto calcolato! Ma è tutto calcolato! Questo qua serve, no? Siccome io sto lavorando, non ho tempo, no? Perché devo servire. Quando devo andare in bagno a fare il bisognino, no? C'è questo qua che è attaccato alla testa del pipino, no? Vabbè, perché giustamente sei in servizio, mica sta... Ho bisogni fisiologici, mica sta con le mani. Dove vado? Mi metti i guanti, i latice? Giusto. Allora io tiro lo spaghino, giù, fuori il pipino, appena finito. E magari anche facciamo più sotto va che non voglio passare L'asse. Sì. Ah, è per non toccare, vedete, la gentilezza e la squisitezza, devo dare atto al nostro Mac di questa incommiabile tecnica. Tecnica, e partiamo dallo spavento Dio.